Dov'è quell'altro sole? Quello di noi brava gente ma testimone assente. Poi venna a sta città assassina, a tua paura si è stampata in del muro, ormai è un camposanto senza sciolto. Lo dici proprio tu, che sofferto questo popolo che fa mantenere è chiaro, e alla scuola di guai e non sa più. Sì, non io sa conosco, c'eravamo pure lo sangue a sta città, perché rimani per capo, non ce n'è. Perché ti nasce qua? Non ce n'è, perché ti nasce qua. Sei un cuore, pure ce n'è. Chi nasce qua? Assomiglia a te, tu sei un'altra canzone, tuo amore e passione, tienimi la vita, tu amore e tempo vita, per chi vuoi suonare, mi lascia qua, e la bella tutta stata la sala campana, mi lascia qua, e l'ultimo mi può mangiare. Che succede? Lo spieghi? Vabbè, che succede? È un'altra vittima di questa società. Pure Valentina è rimasta senza padre, che stiamo di che esce giù. Ma sono spazzoliani! Basta! Tramandata da generazione in generazione. E a mano padre nostro stiamo attaccati a questa fede. Stiamo attaccati a questa fede. Lo 1450. Quando la scelta devozione fa marotellare. Ui, io è rimasto, tu stimato per toppa. Chi vince la partita se lo traganda come premio. A proposito, andiamo a Dondoni a piedi, bocce maggi. Si alternano nei tiri, fin quando Agostino, al quarto colpo, è in vantaggio di un punto. A Vincenzo ne resta solo un altro. Lo sferra, ma la sua direzione non è precisa. La boccia va a colpire l'albero che ombreggia l'edicola della Madonna. Vincenzo ha perduto. Gli spettatori occasionali applaudono a gran voce il vincitore. Vincenzo è su tutte le furie per la sconfitta e per la rabbia prende la boccia a causa di tanto disonore e con moto improvviso e violento la scaglia contro il dipinto della Madonna, deturpandolo. I presenti restano allibiti, gli uomini vogliono scagliarsi contro di lui, le donne li fermano a stento. E fu che la montagna scese fino al mare. Sopra lo stivale spuntò il sole. Il profeta diventò più spiritoso e le mani si cercarono e le voci si unirono e l'amore, sì, l'amore diventò l'uomo. È morto, guardato, è morto, in campo lasciami.
vita e sta donna bella. Nelle sembianze e nel concetto di capo dell'antenato conte. Chiedo della Madonna sole dritte sciopere a che le sta piagnendo per lui la che sa sole amaro. Fu tanta la stizza, non resse all'ira, tanto da prendere l'altra gamba, la sbatté a terra, la calpestò e bestemmiò il nome della Madonna. Aurelia! L'anno seguente, il 1590, Aurelia fu colpita da un'orribile infermità. I piedi diventarono neri con dolori atrocissimi. I luni di Naubis i piedi le caddero, senza dolore, senza sangue, senza che lei se ne accorgesse. Restarono attaccati con un sol nervo. Il povero marito pose i piedi in un canestro e si recò nell'orto per seppellirli, ma non fu possibile perché, quando tentò di estrarli dal canestro, i piedi gli restarono attaccati e lui fu costretto a sotterrarli nella fossa preparata assieme al canestro. Hai visto, Luciane? Perché credi a Marone? Perché siamo devoti a Marone. Sotto vota Maronna, tutta gente sto mondo, ricche vedi in tuo cuore, speranza tesoro in un mondo più vero. Sono venuta qui per ringraziarti e per ricordarti che ti voglio il mondo di bene. Non ti fa bene, non ti educare nemmeno per un attimo. 3 giorni, altrimenti papà ti decoscio. Oppure, boom! Se ci mi spiega, andiamoci non aiuta! Ormai stanno campando che la legge è nato comandamento. A dove vogliono indoviente. Bandiere sporche sangue. Società moderna. 11° comandamento. C'è di mezzo il mare, fra questa umanità che non esiste, e chi si domanda, ma perché è morto Cristo? Ma bella apertura non capisco niente no. Lo sai che sto non reagite non la vuoi a fare. Adesso dobbiamo andare il mese prossimo. Perché? Perché un mese preferito suo è un mese che tra. Non piace a me un Chi sta nella freschezza? Chi sono delle maciste? Mi sa preso a chiesto dai mesi. Ah tu ma ci vuoi rinunciare no? Perché che bello? Tu la cuccia per io? Ma metti 10 minuti a re. E pure un cucù che si stupa la cavaffa. E tu che ci fai? Perché non si scesi più? Che ognuno di noi può cagnare. Tutti quanti noi ce la potremmo fare. Se potremmo da un cuore. Te, a ieri non mi appartieni più. Potremmo cagnare. Può cagnare. Hai sentito cari? Hai sentito cari? Ti, può cagnare pure tu. Non da Maricia, deve da mezza sera. E vado a vedere un bicchiere dall'altra casa.
La accompagnavo giù a casa. Ed è bene quel che finisce bene. Per il bene di tutti. Brigati, perché uno così fa? Ma cantate, poi ce l'avremmo noi. Dove sta Juventus? Come io lo questo muro? Mi corse l'acqua, sono lacrime che lo occhio non mi chiamano. Guardano cielo e aspettano mirata. Per andare al carcere, che treno devo prendere? Insomma, poi io carcere, che ha già fatto. Oh Gesù, così, però piccolo e sessuale, è tutto voce. Ah. Uè, Nandu, e tu ci fai qua? Sei con Vinzi? Nandu, ma stai pazziando? E chiaravano Vinzi. Forniscila, caso ben a sapere, come va per me no? Ma che capito? Non è per me, è per un mio amico. Vieni appresso a lui, non ti perdo in darti più scuri. Mi si mi figlia che sta mamma bene. E di andare a fede, prega mamma Manuela.